Una parte lesa non dovrebbe stare molto bene, ma insomma... A proposito di parte lesa, la Fininvest la Standard subito 14 miliardi di danni con l'incendio della filiale di Catania. Però in questo processo la Standard non è costituita parte civile. Ecco, perché non ha titolo per costituirsi come parte civile, in quanto ha ricevuto dalla società assicuratrice un importo che l'ha compensata del danno subito. Quindi casomai è la società assicuratrice che ha titolo per costituirsi parte civile. La società assicuratrice immagino non si sia costituita parte civile perché ha fatto un calcolo di convenienza. Le spese per questa costituzione, per seguire il processo, sarebbero state superiori ai prevedibili incassi successivi. In questo processo i vostri dirigenti hanno spiegato che l'assicurazione ha lasciato una franchigia di circa 3 miliardi, quindi di fatto la Fininvest ha perso 3 miliardi. Per questi 3 miliardi non vi siete costituiti, come mai? No, perché è stato considerato in maniera globale il risultato. In effetti c'è stata una gestione la cui possibilità di creare utili non è stata considerata dall'assicurazione, ma ci sono stati rilevanti vantaggi che si è ritenuto di considerare perché la sede è stata completamente rinnovata. Onorevole Buricolla, risulta che a Palermo c'era un'inchiesta che riguarda Vittorio Mangano che in qualche modo tende verso di lei? Mi risulta che il signor Vittorio Mangano è agli arresti, non so esattamente dove, ma credo in un'isola, a Pianosa, ecco, che agli arresti a Pianosa. Non mi risulta che ci siano cose che mi riguardino. Sul fatto di Vittorio Mangano credo che sia ormai stato chiarito a tutti che è stato fattore a Villa San Martino 22, 23, 24 anni fa, e che ha adempiuto al suo incarico con correttezza e con capacità. Da allora evidentemente la sua situazione è uscita dal mio ambito e quindi non ho più avuto modo di avere né rapporti né notizie. La testimonianza è durata più di 2 ore, si è parlato anche dell'P2, di Mandalay, di tante cose. Si è sentito in qualche momento imputato e non parte lesa? No, non mi sono mai sentito imputato, no, devo dire di no. No, evidentemente ai procuratori risulta difficile interpretare ciò che è successo, cioè il fatto che si sia proceduto a atti così gravi nei confronti di un'azienda senza avere richiesto nulla all'azienda è qualcosa che certamente lascia perplessi. Io ho cercato di dare una nostra spiegazione, il fatto che l'atto che doveva essere un atto di intimidazione a cui avrebbe dovuto, immagino, seguire una richiesta estorsiva, si è trasformato in un atto di annientamento totale dell'oggetto su cui si potevano fare delle minacce. Quindi bruciata la casa non c'era più estorsione possibile. Scusi? No, devo andare domani sera alle 18. Quando si è parlato dei possibili incontri di Dell'Utri con alcuni boss della malavita catanese, lei ha escluso che questo sia avvenuto, comunque ha detto che Dell'Utri le ha assicurato... Ho detto esattamente pura fantascienza. Bene, in quel momento delle gabbie è accaduto qualcosa che lei non poteva notare. Santa Paola si è fatto il segno della croce con l'aria di chi dice ma questo sta negando l'evidenza. Madonia sorrideva pure, ma lanciando ai giornalisti occhiate quasi di complicità per dire invece le cose stanno diversamente. Io devo confermare nella maniera più assoluta la mia certezza. Ho parlato con Dell'Utri a riguardo, ho parlato con Dell'Utri domenica, Dell'Utri che già per telefono mi aveva detto guarda che non esiste nulla di questo fatto, eccetera, mi ha confermato che ha fatto denuncia per calunnia. L'intesa col centro-sinistra si fa? Non è questione di intesa sul centro-sinistra, è questione di cambiare la struttura del nostro Paese, di dire se vogliamo continuare così come stiamo, con tutto ciò che non funziona nel nostro Paese, o se vogliamo cercare il modo di far funzionare lo Stato. Questa è la responsabilità che ci incombe in questo momento, quindi io auspico che
si possa trovare un'intesa per finalmente cambiare la Costituzione, per cambiare l'istituto d'azione e governo, per cambiare l'istituzione Parlamento, per dare maggiori poteri e responsabilità alle istituzioni locali. Ma sull'accordo è ottimista? Se fossi pessimista non insisterei così tanto, qualcuno ha detto con ostinazione, nel cercare di rappresentare a tutti gli italiani l'importanza di questo cambiamento che io ho proposto nel mio intervento alla Camera del 2 di agosto. Insisto per riaffermare che sono stato io a fare la diagnosi, che sono stato io a proporre questa terapia. Insisto anche nel ricordare che per 12 anni si è cercato di fare qualcosa per la riscrizione della seconda parte della Costituzione, quella che riguarda l'architettura costituzionale, e non si è riusciti a nulla. Se questa volta dovessimo riuscire sarebbe veramente un avvenimento epocale, un avvenimento storico. E se si riuscisse nelle more, Dini, Ciampi o Chiao? Sì, vi chiedo scusa, soltanto un minuto perché sapete... Anche se è stata una cosa molto sveglia. No, non mi sono sentito con Roma. No, insistevo per poter gustare la cucina catanese e sono stato accontentato, cioè c'è un ristorante che si è mantenuto aperto per ospitarmi. Presidente, una cosa, per chiudere la parentesi della Standa, no? Sì. Molti hanno detto che questi attentati duravano dal 90 al 91 e poi... No, ci sono stati continuamente attentati. Purtroppo c'è una... Sì, io ho citato prima addirittura 45 incendi e tentativi di incendi e poi svariati casi di atti vandalici, di danneggiamenti, addirittura anche manifestazioni politiche aventi lo scopo di impedire il normale afflusso dei compratori alla Standa. Ce ne sono stati più di 10. Quindi... dirigenti del comitato anti-Standa, no? Ricordo. Io vi ricordo che c'è stato addirittura un comitato boicottante Berlusconi che ha fatto diminuire così tanto gli accessi di persone nei centri commerciali della Standa, che questa è stata una delle ragioni per cui Standa si è decisa a vendere Euromercato. Quindi questo è il ricordo che ho io. Sul pestaggio che si attribuisce lei io ho notizia, mi pare di ricordare che questa fosse stata un'insinuazione che non aveva avuto nessuna conferma, mentre i 50 incendi sono fatti, le decine di danneggiamenti sono fatti, i tentativi di adulterazione o le adulterazioni sono fatti, le decine di telefonate con l'avviso c'è la bomba, c'è la mina, eccetera, per cui si deve liberare la filiale, si perde il fatturato di una giornata, anche questo è un fatto. I 120.000 taccheggiamenti individuati dal servizio d'ordine di Standa sono un altro fatto. I 60 miliardi o di più ancora di furti che Standa subisce sono un fatto ancora. Tutti questi sono fatti. Il resto sono soltanto accuse quasi assolutamente infondate, come in questo momento mi viene di conoscere in molte direzioni. Una domanda sola. Ha letto i giornali stamattina, la Procura di Milano sembra che voglia chiedere il suo rinvio a giudizio insieme all'onorevole Bettino Craxi per finanziamento illecito ai partiti. E lei avrà letto il mio comunicato, lo ha letto benissimo, lo sa benissimo, si tratta di una normale transazione commerciale che sarà ampiamente dimostrata in corso di processo, se ci sarà un processo, e che comunque mi vedeva estraneo in quanto non a conoscenza. Che ci sia un piano che io ho denunciato in maniera chiara per delegittimare come leader politico il signor Berlusconi, per andare addosso alla sua immagine, anche i bambini credo che comincino a capirlo. E questo piano evolve in molte direzioni. La vigilia del processo di Milano. Come? Sì, sembra la lista di una guerra, sì. Ma qualche idea ce l'abbiamo anche. Diventa un paese kafkiano questo, dove si fanno 45 attentati alla Standa, 20.000 taccheggiamenti come dice lei, il fatturato che cala, il boicottaggio, perché? Tutto per distruggere la fermata, qui si va sul pesante che non la distruzione di un'immagine, è qualcosa di più concreto. Comunque chi organizza 445 attentati... Ma non c'è da pensare che ci sia un'unica centrale organizzativa, io questo non lo credo proprio.
Credo che ci sia in Italia un problema, che è quello della delinquenza cosiddetta minore, che è un problema grave. C'è un problema della delinquenza organizzata, che è un problema altrettanto grave. C'è anche il problema di un odio politico che forse si è contribuito a ingigantire, a far crescere. E questo io posso dire che non mi stupisce, visto gli attacchi di cui sono fatto segno in molte occasioni e da parte di molte fonti. Io credo che ci sia della gente, ed è tanta, e per fortuna la maggioranza, che porta stima o direi ammirazione a quello che io sono, a quello che rappresento, a quello che ho fatto, alle imprese che ho fondato, ai posti di lavoro che ho creato. C'è altrettanta gente che a seguito di tutto quello che viene raccontato sul mio conto, salvo smentita totale dai fatti che si susseguono successivamente, può vedere in Berlusconi qualche cosa a cui fare battaglia, a cui fare guerra, e questa è una cosa che non mi piace affatto, che mi preoccupa, che mi induce a riflessioni molto dolorose sul momento del nostro Paese. Ieri Bossi ha detto, tornando alle 2 ore di interrogatorio, insomma, di deposizione, alla fine che cosa come le sono sembrate rispetto per esempio alla il primo interrogatorio che fece dai pubblici ministeri di 7 febbraio, globalmente, tra la posizione di pubblici ministeri e difensori, avvocati difensori? Ma mi sembra che da parte dei difensori non ho osservazioni da fare, da parte dei pubblici ministeri mi sembra che abbiano perplessità nell'esaminare i fatti accaduti, non abbiano ancora trovato la ragione per cui non è stata fatta seguire una estorsione o un tentativo di estorsione all'accadimento doloso, insomma. Ecco, quindi c'è un incendio, non è stato chiesto nulla prima, non è stato chiesto nulla dopo, come mai? Io ho cercato di dare una spiegazione, ma non è che siamo sicuri di questa spiegazione. Come commenta la proposta che Miciche ha fatto di candidare l'ex ministro Mancuso alla presidenza della regione siciliana? Beh, che Mancuso sia un galantuomo al 100%, con grande passione civile, con grande tensione morale, questo credo che l'ho dichiarato tante volte, non devo stare qui a ripeterlo. Non ero informato di questa iniziativa di Miciche, non so se questa iniziativa corrisponda a possibili obiettivi del dottor Mancuso. Lo vede con un po' di disagio la situazione di Palermo. Miciche è stato tra i primi ad andare a protestare per l'arresto di Musotto e a scagliarsi contro i giudici, con cui Alleanza Nazionale invece adesso un maggiore numeroso figlia d'amore d'accordo. Questo alla luce delle elezioni che ci saranno sicuramente in Sicilia e delle possibili nazionali, che cosa può significare per il vostro? Ma io non vedo che cosa possa significare, altri lo diranno. Per quello che mi riguarda, io non ho avuto modo di conoscere l'avvocato Musotto, perciò posso soltanto riferire ciò che mi viene riferito. Mi viene riferito che è persona integerrima, stimata da tutti, non solo dai suoi colleghi, ma anche da tutti coloro che hanno conosciuto la sua famiglia, il padre, eccetera. E quindi non posso che auspicare che tutto quello che sta succedendo sia frutto di un errore. Anche la rivolta contro i giudici? La rivolta contro i giudici degli avvocati, intende? Degli avvocati. Ma Forza Italia credo che abbia affermato un proprio convincimento circa l'integrità di una persona che a Forza Italia si era unita quando Forza Italia si è formata ed è scesa in campo. Tutto qui, credo che sia abbastanza logico. Parliamo un attimo del discorso della gestione della crisi. Io non sono un esperto di economia, però ho sentito che lei nel dipartimento spiegava che insomma c'è una grande autonomia gestionale. Poi sentiamo a Milano che la linea di difesa che viene richiamata nel processo e riguarda, diciamo, una totale autonomia di gestione da parte di Sciacca. Ora sento che lei ci dice
che in ogni caso per quanto riguarda questa nuova vicenda di cui parlano i giornali di questa mattina lei non viene informato, insomma, ma è possibile che un grande gruppo imprenditoriale sbossi miliardi senza che poi chi sta dentro riesce a controllare? Sì, è possibile, sì, un gruppo imprenditoriale, se lei fosse in un gruppo imprenditoriale si renderebbe conto che non solo è possibile, è necessario, non c'è modo diverso, dato che lei pensi che è già difficile per i presidenti di una singola società di poter conoscere nei dettagli ciò che avviene all'interno della sua società, pensi per quanto riguarda il vertice di un gruppo che comprende molte società, ciascuna con una propria autonoma attività. Pensi soltanto a quanto dura la giornata di un dirigente, di un presidente di un gruppo del genere, e pensi al numero di operazioni che si compiono ogni giorno. Quindi non ci sarebbe nemmeno la possibilità da parte di una persona di essere, questo avviene in tutti i grandi gruppi. Però se la mafia avesse chiesto, ovviamente così, però se la mafia avesse chiesto dei soldi alla Fininvest... Io ho detto che questa è un'ipotesi che non si è verificata, non si è mai verificata. Arrivata comunque a lei, così, difficilmente credibile, insomma. Cioè se la mafia avesse chiesto dei soldi alla Fininvest, penso che nessuno sarebbe preso la briga di dire sì o no. Io credo che avrebbero detto di no comunque, perché i messaggi e il comportamento che noi abbiamo è un comportamento molto preciso, quindi noi non siamo mai sottoposti a ricatti eccetera. Diverso è quando c'è un dirigente che nell'ambito della sua autonomia decisionale, per motivi anche personali, ritiene che c'è un grave danno che può arrivare e allora ritiene, come è stato il caso di Milano e come noi pensiamo che Sciascia possa dimostrare nel corso del dibattimento. Ecco, il fatto della mafia, francamente, diciamo che è una domanda che non ha una risposta, perché potrebbe essere una previsione, un giudizio il mio, non una cosa basata su un fatto che è accaduto. Non è accaduto, punto. Sì. Io non l'ho seguito in televisione. Io non l'ho seguito e non ho conoscenza dei fatti, per cui non posso dare un giudizio personale. Ho conosciuto però l'onorevole Andreotti e a me pare molto difficile che lui abbia potuto prestarsi a rapporti che fossero dei rapporti pericolosi. È un omaggio alla sua intelligenza quella che mi sento di fare. Questo è quello che posso dire, non altro. Mi lamento e mi spiaccio del fatto che purtroppo anche queste cose, pur nella comprensione dell'obbligatorietà dell'azione penale, anche queste cose ci illustrano malamente di fronte al mondo. Questo non so come si possa comporre questa cosa, l'esigenza di perseguire un reato e il fatto. Certo che quando si va a vedere il giudizio che danno di noi all'estero restiamo male, insomma, no? Anche... Secondo lei Andreotti sarebbe ancora utile oggi se non avesse queste disavventure giudiziarie? Andreotti è un uomo che sa tutto dei meccanismi dello Stato, che ha una grande esperienza e quindi non posso dare una risposta a questo riguardo. Io in questo momento penso che questo Stato, quello che Andreotti conosceva così bene, conosce certamente così bene, è tutto da cambiare. Quindi io sono portatore di un'innovazione, di una visione innovativa, per cui chiedo addirittura la riforma di tutte le più importanti istituzioni dello Stato, che poi a cascata diventa riforma di ogni singola istituzione. E questo mi piacerebbe far conoscere ai cittadini, che loro chiedono i cambiamenti, ma se non ci sono i mezzi per fare i cambiamenti, questi cambiamenti rimangono un'utopia. Nel registro degli indagati in Italia. Scusi, c'era lui prima. Sì, andiamo. Volevo chiedere un attimo, come commenta l'iscrizione nel registro degli indagati di Pannella, adesso dopo il comizio di Milano, sempre del caso? No, non... Sì, questo qua. Sì, va bene. Io sono imbarazzato a rispondere perché naturalmente so bene la domanda come commento l'iscrizione nel registro degli imputati di Pannella. Io sono imbarazzato a rispondere, credo che Marco dovrebbe
così adottare nelle sue esternazioni una misura che non c'è. E credo d'altra parte che il reato di vilipendio del Capo dello Stato sia un reato che da più posizioni si tende a voler eliminare dal nostro ordinamento giuridico. Credo che forse se l'una e l'altra cosa succedessero sarebbe meglio per tutti. Il Papa ha fatto bene a dire che non firmerà mai se arriverà un provvedimento per la separazione delle carriere dei giudici? Beh, non sono io a dover dare un giudizio su questa cosa quando altri l'hanno già dato in modo molto più autorevolmente di me. Io credo che c'è un problema giustizia che significa organizzazione nuova della giustizia in Italia per renderla più funzionale, per dare giustizia ai cittadini che devono aspettare, come voi sapete anche meglio di me, che ci vogliono 8-12 anni con costi enormi per arrivare al fine di un processo, a una sentenza che diventa esecutiva. Quindi io credo che non si possa dire questo si deve fare, quest'altro non si deve fare, che il problema deve essere affrontato globalmente. Quindi se io le chiedo se è pro o contro la separazione delle carriere, lei non mi risponde. Io le dico che sono assolutamente favorevole alla separazione delle carriere. Dopo i sondaggi data media, lei risponde. Non l'ho sentita. Quella era da cittadino. Secondo lei in Italia la mafia ha avuto rapporti con il potere politico o non è mai riuscita ad attingere a quelli? E le prometto che poi non lo chiedo. No, io le posso rispondere per i fatti che conosco di prima persona. Con una forza politica che è fatta di uomini nuovi, che è scesa in campo di recente, che si chiama Forza Italia, i rapporti non ci sono stati, non ci sono e non ci saranno. Mai. Non sono io il giudice che può dare una risposta alla domanda sua. Io le ho dato una risposta per le cose che conosco, su questo posso risponderle. Con Forza Italia mai, né prima né adesso né dopo. Dopo i sondaggi data media, lei sicuramente avrà visto. Ce ne sono così tanti. Qualche opinionista ha detto D'Alema e Berlusconi hanno consegnato l'Italia nelle mani di Fini. Lei che lettura dà a questa osservazione? Io non credo che si possa porre la questione in questo modo, non credo. Credo che più responsabilmente noi dobbiamo renderci conto che stiamo attraversando un momento appunto di transizione, che c'è stata la indicazione precisa degli italiani nella direzione di una democrazia dell'alternanza attraverso il referendum, attraverso l'introduzione della legge elettorale maggioritaria, che questo comporta un cambiamento negli schieramenti politici, che non basta la struttura dei partiti politici, che ci sono anche le strutture delle coalizioni e che tendenzialmente si va verso il bipartitismo. A questo che le ho detto aggiungo che questo momento è un momento, per quel che si è verificato, per l'anomalia del governo tecnico, per la renitenza ad andare alle elezioni, che può essere impensabilmente propizio, inopinatamente propizio a una intesa per cambiare l'architettura costituzionale del Paese, l'architettura istituzionale. Credo che sia un'occasione che capita poche volte, perché poi per una delle due parti da sola sarà molto più difficile poterla fare. Io la stima del Presidente della Corte Costituzionale è naturalmente una cosa che ho già manifestato e che non posso